Per Alessandra Moretti la lotta agli sprechi passa anche attraverso la riduzione del numero delle ULSS. Per la candidata del centro-sinistra alla presidenza della regione è impensabile mantenere nel Veneto 21 aziende sanitarie e punta alla riorganizzazione del sistema limitando le ULSS a 8 e rafforzando la medicina del territorio. Meno dirigenti porterà ad un risparmio di spesa pubblica regionale, spiega Moretti, risparmio che resterà nell'ambito sanitario e tornerà nelle tasche dei cittadini con meno tasse e più servizi. La spending review sanitaria targata Moretti passa attraverso l'istituzione di 330 ambulatori, uno ogni 15.000 abitanti. Così si ridurrebbe il ricorso al pronto soccorso e alla diagnostica superflua. Lo schema da condividere con le categorie coinvolte da questa rivoluzione, prosegue, è quello di più medici che si mettono insieme in un team offrendo medicina di prossimità. E sempre a proposito di lotta agli sprechi, domani mattina la Moretti incontrerà il candidato 5 Stelle Jacopo Berti per la firma di un documento sul taglio agli stipendi dei politici, dei rimborsi spese e l'abolizione dell'assegno di fine mandato.